Dunque, relativamente all'articolo, il post che abbiamo messo ieri su due ragazzi che si sono purtroppo schiantati la notte precedente all'entrata dell'attività S di auto sulla Romea, dove avevamo descritto il comportamento poco civile dei due ragazzi, che appunto l'incidente era avvenuto in seguito a tutta una serie di atti non proprio, diciamo, insomma, abbastanza, tra virgolette, perseguibili. E, questo, come sapete, questo articolo ha creato un bel polverone, tantissime persone sono entrate nel merito, alcuni con commenti sinceramente un po' fuori delle righe, altri in maniera civile, tra cui anche il padre e alcuni amici dei ragazzi ci hanno contattato in maniera privata e insomma loro affermano che assolutamente i due ragazzi non sono stati responsabili dei comportamenti poco civili che si erano svolti alla sagra del pesce di Sant'Anna, scusate, alla sagra di Sant'Anna. Potevamo essere più attenti, potevamo essere più precisi, sicuramente sì, però tenete presente che comunque le persone che ci avevano riferito erano assolutamente sicure di quanto abbiamo riportato. Alla sagra questi fatti erano successi effettivamente, le forze dell'ordine erano intervenute più volte, e c'erano tutta un'altra serie di elementi che adesso non voglio andare a ripetere, che ci hanno portato in quella direzione. Io personalmente in questo momento credo effettivamente che questi ragazzi non c'entrino, sia per il numero di persone che ha voluto intervenire, sia perché sono intervenute persone adulte, tra cui anche uno dei genitori che ci ha scritto in maniera assolutamente civile, e di questo lo ringrazio. E tenete presente che tante persone che commentavano sulla pagina, noi li abbiamo invitati a contattarci per spiegarci, nessuno di questi si è mai fatto vivo, quindi per carità, personalmente mi ciuccio, scusate il termine, tutte le critiche, ok, sono qua, ci metto la faccia, però di quelli che sono intervenuti non c'è stato uno che mi ha scritto in privato e mi ha voluto spiegare. Sono partiti con un certo sistema, per carità, non entro neanche nel merito perché da un punto di vista di emotività posso anche comprendere, però nessuno ci ha contattato in maniera privata per spiegarci cosa è successo, e soprattutto nessuno di quelli che ha avuto il comportamento si è fatto vivo anche in maniera privata dicendo guarda che sono stato io, non sono stati i due ragazzi. Ecco. Con questo la vicenda è andata in questo modo, e quello che noi ci auguriamo ovviamente come tutti è che i ragazzi si ristabiliscano nel più breve tempo possibile, e soprattutto che non ci siano ancora questi tipi di atteggiamenti da parte di un po' di tutti quanti. Allora, questa mattina siamo qui alla CAM, alla pescheria della CAM, e in particolare abbiamo le seppioline a 80 euro al chilo. Vi ricordo che un mese fa al mercato ittico all'ingrosso ero quasi a 200 euro, quindi certo è un prezzo non certo alla portata di tutti, ma abbiamo anche le orate all'offerta ancora di 5,90 euro, 5,90 euro al chilo, però bisogna prendere almeno 3 kg, con un prezzaccio. Vi conviene affrettare perché sono prodotti che finiscono in pochissimo tempo. Non c'è pace per la famiglia Sgobbi. 30 anni fa se n'era andata la piccola Michela tra le acque di Porto Levante. Il 4 giugno 2017 ha perso la vita la madre, Katia Mori, proprio vicino a casa a Borgo San Giovanni, colpita da un'auto mentre in bicicletta stava per affrontare il sottopassaggio del cavalcavia. La scorsa notte alle 4:50, in località Santa Margherita di Codevigo, la sorte si è accanita contro Matteo, il figlio minore di 34 anni. Il giovane, alla guida di una motocicletta BMW, stava percorrendo la strada Romea verso Venezia per recarsi al lavoro come ispettore negli autobus di ACTV, quando dal distributore IP è uscito un SUV di marca Peugeot nello stesso momento, diretto verso Padova. L'impatto tra i due mezzi è stato tremendo. L'auto si è ribaltata su un fianco e al suo interno è rimasto incastrato Zoillo Sartori, di 59 anni, pescatore residente a Valli di Chioggia, è morto appena giunto all'ospedale di Padova. Per quanto riguarda Matteo Sgobbi, è stato sbalzato a notevole distanza, terminando la sua corsa in un campo adiacente alla strada. Il conducente della vettura, un pescatore di 65 anni, è rimasto gravemente ferito a un braccio, ma è riuscito a trarsi d'impaccio autonomamente dal veicolo. Oltre all'ambulanza del 118, in loco era presente da subito una pattuglia della polizia stradale che si trovava poco distante e alla quale ora sono demandati i rilievi e le indagini del caso. Matteo Sgobbi lascia la compagna e un bambino in tenera età, oltre al padre e alle sorelle Roberta e Alessandra. Era un grande appassionato di ciclocross che praticava a livello agonistico.
Zoillo Sartori, muratore e poi pescatore assieme al cognato, lascia la moglie e 2 figli. L'incidente naturalmente ha avuto serie conseguenze sul traffico. La circolazione è rimasta bloccata per più di 3 ore in entrambe le direzioni, trovando nuovo sfogo nella normalità solo dopo le ore 8 del mattino. Ieri pomeriggio a Roma, alla Commissione Trasporti della Camera, il sindaco Alessandro Ferro ha relazionato, assieme al collega veneziano Luigi Brugnaro e al presidente della Giunta regionale veneta Luca Zaia, in merito alla soluzione per le grandi navi da crociera dirette a Venezia. Non sono mancate le divergenze tra il vertice della città metropolitana, convinto della soluzione Marghera, previo protocollo sui fanghi che non è ancora stato adottato, e il primo cittadino di Chioggia, il quale ha spiegato le motivazioni che avevano portato al suo voto contrario al Comitatone il 7 novembre 2017 riguardo il canale Vittorio Emanuele. Il documento era stato fornito solo all'atto della seduta, ha detto Ferro, e poi l'intervento altererebbe la morfologia dell'intera laguna, per cui bisogna scongiurarne lo scavo o l'allargamento. L'ipotesi Marghera non è quindi da prendere in considerazione, dal momento che il transito delle navi da crociera sarebbe intersecato da quello delle petroliere. In questo, il sindaco si è mostrato d'accordo con il ministro Toninelli, che sta valutando le ipotesi Chioggia e Fusina. Ferro condivide i limiti fissati dal decreto Clini-Passera e ha ammonito del rischio che quelle che ora vengono considerate grandi navi presto saranno medie, essendone in costruzione di sensibilmente maggiori. Considerato anche che Chioggia non ha avuto attività industriale e quindi i fanghi della laguna sud sarebbero puliti, essi non osterebbero l'arrivo delle navi da crociera alla marittima dei Saloni e in futuro al porto di Valdario, previo scavo del canale. Per portare i turisti a Venezia, ha ricordato il sindaco, bisogna però prima ampliare la ferrovia che arriva al porto e notoriamente raddoppiare la Romea, infrastrutture di cui c'è bisogno indipendentemente dall'arrivo delle navi da crociera. Inoltre, i turisti possono essere interessati anche alle bellezze di Chioggia, del delta, delle Tegnue. Come ribadito all'ultima commissione consiliare, è interesse dell'amministrazione rispettare i principi ambientali, con lo spegnimento dei motori in fase di attracco e il cold ironing attraverso il cavo elettrico che movimenta le paratoie del Mose. Diametralmente opposta è la posizione del sindaco di Venezia Brugnaro, che ha perso la pazienza polemizzando con Ferro riguardo il voto nel Comitatone del 2017. Non sapeva niente, dice Brugnaro, è indifendibile, e ha rivendicato la necessità di carotaggi che attendono da 1 anno e mezzo. Alla seduta di ieri erano presenti anche le deputate Moretto, Fogliani, Spessotto, tutte dal Veneto orientale, e il mestrino Nicola Pellicani. Dal 1 settembre prossimo Gianni Penzo Doria sarà il nuovo direttore dell'Archivio di Stato di Venezia. Il 55enne ex assessore alla cultura del comune di Chioggia negli anni 90 ha infatti vinto il concorso bandito dal Ministero dei Beni Culturali e si occuperà della struttura adiacente alla Chiesa dei Frari, dove è custodita la storia e la memoria della Repubblica Serenissima, con preziosi atti pubblici, testamenti, incunaboli e manoscritti fin dal Medioevo. Penzo si avvicina così a casa, dopo essere stato per oltre 5 anni alle dipendenze dell'Università dell'Insubria in Lombardia, dove ha ricoperto i ruoli di direttore generale e consulente tecnico del magnifico rettore. In campo archivistico, Gianni Penzo Doria è anche componente del Comitato Tecnico Scientifico per gli Archivi Nazionali e coordinatore del progetto Titulus Scuola. In seno all'Archivio veneziano, il manager Chioggiotto insegna anche informatica documentale. Tra le sue passioni la letteratura. Nel 2018 infatti ha pubblicato alcuni racconti online, tra cui Il Delfino e La Farfalla. Pensa alla vita, guida con la testa. È lo slogan che da anni accompagna la campagna di prevenzione e di informazione dedicata alla sicurezza stradale, che coinvolge le città e i corpi di polizia locale di molte località venete. L'evento sottomarino è previsto per giovedì 1 agosto allo stand allestito dalle ore 19 nel boulevard di Viale Veneto in Piazza Italia. L'iniziativa vede la partecipazione di numerose associazioni di volontariato. Nell'occasione, che ripete la felice esperienza dello scorso anno, residenti e turisti potranno conoscere i principali mezzi di soccorso, gli strumenti in uso ai volontari in caso di calamità,
alcune pratiche di salvataggio in specifici casi di pericolo di vita. Inoltre l'Associazione Nazionale Vigili Urbani, assieme alle polizie locali di Chioggia, metteranno a disposizione nel proprio gazebo un ettilometro per la verifica dimostrativa del tasso alcolemico e sarà possibile provare il simulatore di guida per una dimostrazione dei danni che comporta guidare in modo irresponsabile. Sarà distribuito materiale informativo anche per i più piccoli relativo all'educazione stradale.